Una piazza Cavour colma di gente ha accolto Beppe Grillo ed i candidati del Movimento 5 Stelle. Dal palco, allestito dinanzi al monumento ai caduti, il comico genovese ha parlato per circa 60 minuti. Un discorso paragonabile ad un vero e proprio fiume in piena. Grillo ha elencato i tanti problemi che attanagliano la Sicilia, ma lo stesso si appella ai cittadini che mediante la democrazia partecipata devono essere gli artefici del cambiamento. Vivete in una terra bellissima ma poco conosciuta, ha detto il comico, raccontando delle esperienze vissute dallo stesso in questi giorni nel suo tour elettorale. Battuta d'esordio è stata quella sul nome della piazza dedicata a Cavour. Con tutto quello che vi ha fatto, ha detto Grillo, gli dedicate pure una piazza? Dal pubblico poi anche alcune richieste di cittadini sulle soluzioni ai problemi locali, occasioni queste trasformate dallo stesso Grillo in veri sketch di comicità. Anche dalla città dell'Agnello Pasquale il 64enne genovese parla del rischio rigassificatore a Porto Empedocle e sceglie ancora come bersaglio politico il candidato alla presidenza Miccichè. Siete passati da Verga a Miccichè, ha detto Grillo. Sul palco, oltre al candidato alla presidenza della regione, Giancarlo Cancellieri, anche gli aspiranti onorevoli del Movimento 5 Stelle, tra questi anche il favarese Giovanni Di Caro. Terminato l'appuntamento di Favara, la carovana del Movimento 5 Stelle si è spostata a Sciacca. Secondo quanto affermato dallo stesso Grillo, i sondaggi vedono il suo movimento quale seconda forza politica nazionale e prima in Sicilia. Secondo me è una botta, secondo me ci sarà una botta. Ora sai, tanti siciliani dicono sì, vengono, poi com'è il siciliano, poi quando è là. Ma adesso lo scambio non c'è più dall'altra parte, non c'è più lo scambio. Quindi danno il lavoro ma lo stipendio ce lo metti tu. Vedi, tutti quelli che hanno scambiato voto col lavoro sono tutti o disoccupati o precari o senza stipendio. Ormai è così. O diamo un taglio ed è meraviglioso qua perché puoi sperimentare un sacco di cose essendo a statuto speciale. Per esempio puoi tagliare fuori le banche. In Gran Bretagna i cittadini si prestano i soldi tra cittadini mettendo all'asta il tasso di interesse, poi c'è un'assicurazione dello 0,5% che garantisce il prestito, 10 prestano, 10 ricevono e garantiscono gli altri, no? Sono già qualche milione di persone che con piccole cifre fino a 50.000 euro puoi andare a finanziare delle cose ed è applicabile in Sicilia, non in Italia perché la mutualità del credito è proibita, ci vuole una banca, qua potete fare quello che volete.